Si festeggia oggi il 72esimo anniversario dello Statuto siciliano, con una cerimonia che si svolgerà presso il Tempio della Concordia di Agrigento alle ore 20. Lo Statuto della Regione Siciliana fu emanato dal re Umberto II il 15 maggio del 1946, dopo anni di lotte e di sangue, coronando aspirazioni antiche mai sopite. Così scrive oggi nel suo messaggio ai siciliani il Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci. Quell'evento rivoluzionario segnò anche l'avvio di una stagione densa di buoni propositi e di diffuse speranze per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Tra le terre più povere in quel drammatico dopoguerra, mentre si riorganizzavano da un lato la mafia e il banditismo, dall'altro i partiti e i movimenti politici nel ritorno alla democrazia continua. Nel suo messaggio il governatore della Sicilia. Per Musumeci, dopo oltre 70 anni, la Sicilia rimane ancora tra le terre italiane più povere, e non certo per colpa dell'autonomia, ma di quanti ne hanno fatto un uso distorto e spregiudicato. Lo Statuto, continua l'onorevole Musumeci, nella sua lettera ai siciliani, doveva essere una prerogativa per tutti, invece è stato un privilegio per pochi. Il cinico e famelico centralismo romano ha fatto il resto, con norme statutarie inapplicate e sacrosanti diritti negati, spesso con la complicità di chi è eletto avrebbe dovuto difenderla anziché svenderla nei palazzi di Roma. Parole sicuramente forti scritte dal governatore della Sicilia, che conclude il suo messaggio auspicando di riaprire invece un serrato e vigile confronto con il nuovo governo nazionale, al quale vogliamo presentarci a testa alta, senza sciocchi rivendicazionismi e senza complessi di colpa, forte, sostiene Musumeci, di un mandato del Parlamento regionale che non avrà motivo di dividersi sugli interessi legittimi dell'isola. Per il Presidente della Regione solo così si potrà onorare l'impegno dei nostri padri fondatori ed essere almeno certi che questi 72 anni, fra poche luci e molte ombre, non siano trascorsi invano. Tornando alla cerimonia che si svolgerà nella Valle dei Templi con un concerto alle ore 20, al Tempio della Concordia vedrà l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Mario Ottavio Marino con il soprano Lara Giordano. Saranno eseguiti diversi brani classici di Rossini, Bellini, Mascagni, Nabucco di Verdi e si concluderà con l'inno della Regione Siciliana. Prima del concerto a Ville Aura si svolgerà anche una giunta regionale.